Sicuramente meglio dello scorso anno e ogni giorno che passa i dati migliorano. La fiducia che ci vuole in piena pandemia trova riscontro nell'ultimo aggiornamento delle previsioni curato dall'Associazione Iesolana Albergatori, che mostrano buoni segnali sui livelli del turismo balneare sia nella seconda metà di giugno che per i mesi di luglio e di agosto. Da qua a fine giugno abbiamo un'occupazione media intorno al 40%. Luglio e agosto oggi registrano un più confortante 48-49% di media fino alla fine di agosto, poi settembre chiaramente cala ancora un po', ma dati che danno un po' di speranza. Rispetto allo scorso anno siamo quasi al doppio delle prenotazioni in questo momento inserite a cartellone. Il dato chiaramente è confortante perché significa che la gente ha un po' più di fiducia, quindi sta prenotando con un po' più di anticipo, a differenza dell'anno scorso che il fenomeno del last minute è stato, direi, assoluto. Quest'anno probabilmente riusciremo a fare un po' più di programmazione, ma il last minute continua a rimanere. Non va dimenticato che lo scorso anno, per i mesi di luglio e agosto, in questo periodo le prenotazioni erano al 19%, quindi meno della metà di quelle di oggi. E alla fine si arrivò al 70% di occupazione media, con il 90% addirittura nel periodo centrale. Intanto si cerca di valutare le differenti risposte fra turisti stranieri e di casa nostra. Abbiamo un 37% indicativamente di presenze italiane, di prenotazioni italiane. Sappiamo poi che l'italiano prenota un po' più sottodata, quindi è un dato che probabilmente andrà aumentando, e i restanti invece sono prenotazioni che arrivano dai mercati esteri, ovviamente Austria, Germania e Svizzera su tutti. L'acquisto, questo è un altro dato interessante, vediamo che il mercato austriaco e il mercato tedesco mediamente hanno una capacità di spesa del 20% superiore al mercato Italia. Questi sono i dati che ovviamente emergono dal sistema benchmark del quale da anni ormai collaboriamo.